Per Salerne Motor News, Alessandro Pugedo, Motoclub Fumini Maggiore. Oggi un quarto assoluto. Alessandro, com'è andata la gara? Dai, poteva andare meglio come poteva andare peggio, perché alla fine i primi 10 dell'assoluta eravamo tutti lì che lottavamo dalla prima speciale fino all'ultima. Tutti piloti forti oggi? Sì, il livello è aumentato parecchio e questa gara diciamo che potevamo vincere in 5 o 6 alla fine, perché abbiamo lottato fino all'ultima speciale, eravamo tutti rinchiusi lì in pochi secondi. Ricordiamo che tu oggi corri in casa? Sì, correvo in casa, quindi ci tenevo a fare bella figura, però una scivolata in fettucciato mi ha condizionato la gara. Però il percorso come l'hai trovato? Disegnato da voi stessi? Il percorso era abbastanza anche duretto, era la linea, la prima parte con molte pietre, la seconda parte invece più scorrevole, abbastanza veloce anche. Il fettucciato bellissimo, mi è piaciuto molto, perché poi la sabbia è il mio terreno preferito. E niente, mi sono divertito, però peccato per quella scivolata, perché potevamo fare qualcosa di meglio, dai. A fine gara comunque ti ritieni non fortunato più di tanto? A fine gara diciamo che mi brucia un po' questo quarto assoluto, però va bene, sono arrivato a un secondo dal terzo assoluto, diciamo eravamo lì, e anche il primo assoluto non mi ha dato molto, mi ha dato 12 secondi, quindi però dai, è una bella gara, abbiamo lottato e complimenti a chi mi ha battuto perché è stato superiore di me. Nella classifica di classe? Classifica di classe ha vinto Cozzolino e io secondo. E in campionato come ti trovi? In campionato non so, perché io ho saltato la seconda prova di campionato, non l'ho potuta fare perché avevo la febbre, quindi l'ho saltata, quindi non essendoci scarti tutti i risultati sono utili e tutto da non so quanto sarò, però sicuramente i primi sono Cozzolino con Del Pino.